Con Giuseppe Tagliapietra cominciare dalla fine sarebbe troppo amaro. Ci sei dovuto inchinare a una prodezza di Enrico Pochettino, ma tu hai sfoderato un'ottima prestazione. Sì, per parlare di questo, comunque Pochettino è un ottimo giocatore. Ho visto le finali di Coppa Italia, anche Stefano Zamperini, un altro commentatore come te, ha detto che potrebbe giocare tranquillamente in A1. Io sono dello stesso parere perché comunque mi ha guardato, mi ha spostato e poi ha fatto un'ottima ansia schiaccia. Nulla da dire, io ho cercato di fare la mia partita, ho cercato di fare il possibile, però non è bastato in certe situazioni. Se continui così però in A1 ci puoi giocare anche tu. Hai fatto veramente un'ottima prestazione. Cos'è mancato globalmente alla squadra questa sera secondo te? Per giocare io in A1 credo che ci voglia ancora tanto tempo, è uno dei miei più grandi sogni da quando bambino per soddisfazione personale perché anche poche persone hanno creduto in me e voglio comunque dare soddisfazione anche creduto in me nella mia crescita. E a livello di prestazione della squadra stiamo un po' alternando di solito. Arrivavamo da 2 vittorie consecutive, purtroppo oggi abbiamo avuto una sconfitta, siamo partiti, sembrava colpire giusto e poi un errore dopo l'altro, una punizione di prima sbagliata dopo l'altra ci hanno fatto pagare la sconfitta come l'errore di passaggio là troppo frettoloso a 30 secondi alla fine, però siamo ancora giovani, abbiamo ancora bisogno di imparare e queste cose ci aiuteranno a crescere. Lo hai sottolineato tu, siete una squadra giovane e comunque magari all'andata siete andati là a vincere 3-2, questa volta magari si è riequilibrato un po' il punteggio con loro. Obiettivamente sono un'ottima formazione costruita per il salto di categoria. Lo scorso anno hanno conteso a Braganza e fino all'ultimo la promozione, ci sta di perdere con loro. Diciamo sono un'ottima squadra, come abbiamo detto dall'inizio del campionato, loro erano la squadra che doveva salire. Noi siamo andati a Modena all'andata con la voglia di non perdere, di dimostrare cosa siamo, quello che la società ha costruito su di noi e a Modena abbiamo fatto la nostra partita, siamo stati una vera squadra, siamo riusciti a portare a casa i 3 punti e da lì abbiamo visto che il Modena comunque non si aspettava questa batosta ed è un po'... Comunque è andato male il suo inizio del campionato, però sono stato in grado di riprendersi, adesso sono a 4 punti dalla capolista e secondo me comunque saranno la squadra che alla fine riuscirà a imporsi su tutte e a salire perché... E tu pensa che potevate esserci voi a 3 punti dalla capolista, a conferma di un'ottima stagione rispetto alla quale il vostro percorso di crescita continua. Forza Giuseppe, grazie e buona serata.